ma con molta onestà. Che cosa ha detto Galan questa mattina? Avessi dovuto fare il mio mestiere e riferire, avrei detto che ha dato una notizia, ha fatto una critica e poi un'esortazione. Cioè la notizia era quella, bella, che usciremo dalla crisi, ce la faremo. Questa ce l'aspettavamo, è venuto qua. Io temevo che potesse anche non dire questo. Il fatto che il Presidente della Giunta Galan dica ce la faremo, usciremo, non è né Mosè né Kant, ma insomma è sempre il Presidente della Regione che ci dà una prospettiva. Ha fatto una critica pesante, greve, nei confronti del Comune di Padova, dicendo che ha perso, non si è manco ricordato che migliaia di cittadini veneti, grazie al sistema bancario veneto, vedi tanti risparmiatori di Banca Popolare, Unicredito, sono stati impoveriti istituti di credito. Altro che Padova si è mangiato i soldi, lui li ha venduti a 17 euro, qualcuno fa... Il dato vero di una relazione è che c'è un Veneto decisamente più povero perché i nostri principali istituti di credito sono crollati, ma sono crollati in modo più pesante di tanti altri istituti di credito. Quando uno ti consuma l'80% dei tuoi risparmi, perché anche lui ha giocato, e sono banche venete che giocano con i veneti, nei titoli diciamo drogati o spazzatura, forse il Presidente della Giunta regionale dovrebbe recepire questo fatto. Non è il Comune di Padova che sbaglia, ci sono centinaia, migliaia di cittadini veneti molto più poveri. Che domande ha posto Galan? Cioè è venuto in aula dicendo abbiamo fatto tante cose, la crisi impone nuove scelte, vengo in aula, vi dico alcune cose, magari pongo degli interrogativi e ne discutiamo, vediamo che idee avete. Ma vi pare sia stata posta una qualche domanda all'aula? Siamo stati qualcuno di noi chiamati a dare un qualche contributo? No, è partita la cintura, complimenti assessori, pronti e bravi, perché essere pronti in 2 minuti all'ordine di dire proteggete il Presidente, questo è segno di una squadra, non è ironia, siete una squadra perché vi siete messi a disposizione per dargli una mano, ne aveva assolutamente bisogno. Pensate a un altro dato, chiedo scusa, ma non è stata una relazione egoista, ma egoista, che si limita a dire noi siamo i migliori con la Lombardia e quindi sempre questa gara a essere il migliore, nessun accenno alla devastazione dell'Abruzzo del terremoto, senza dire cosa pensa di fare la Regione Veneto, se ha qualche progetto, se ha un'idea, se il Consiglio ritiene di fare qualcosa. No, la gara, noi siamo i primi, assieme agli altri, noi abbiamo la pubblica amministrazione più efficiente, ma dov'è la pubblica amministrazione più efficiente? Vado su dopo a presentare l'ennesima interrogazione di un ennesimo bel contratto a un mega dirigente da 490.963 euro per 3 anni, 170 di un USNA, aggregato, non della struttura, aggregato. Ma dov'è che siamo più efficienti? Quando ancora il tema degli sprechi si può documentare, basta prendere le delibere. E ti racconterò 5 casi assolutamente insostenibili, di scelte dove il denaro corre a fiumi e dove saremo pure efficienti, ma abbiamo veramente tantissime cose da tagliare. E torno, si può fare una relazione sulla situazione economica dopo un minuto di silenzio su quello che è accaduto, senza che un Presidente di Regione sviluppi dei ragionamenti anche su questo fatto? Ma lo chiedo così da uomo, da cittadino, da veneto, che ha seguito in televisione questa tragedia infinita. O forse, dovendo fare una riflessione su questo, scivolava inevitabilmente sul piano casa. E scivolando inevitabilmente sul piano casa, doveva rivedere o recuperare tutta una serie di concetti del piano casa che, pensato prima del terremoto, oggi forse va rivisto completamente anche alla luce di quello che è accaduto. Io l'ho trovata di una mancanza assoluta, mi sarei aspettato, gli atti che abbiamo fatto all'interno della Regione sono ben noti, ma tutta una serie di iniziative o di proposte che dal Presidente potevano avvenire con il contributo del Consiglio, magari alla fine approvando un documento, un ordine del giorno, un'iniziativa. Usciamo stasera proprio
Potevamo stare a casa, onestamente, no? Avevamo anche qualcuno annunciato sui giornali che mettevamo i soldi, ma non c'è stata traccia. Poi queste frasi che veramente mi uccidono, nessuno sarà lasciato solo. Poi, ragazzi, l'ha detto anche ma questo è chi gliel'ha rivelato? Cioè, chi è il profeta che sta alle spalle di queste persone? Nessuno sarà lasciato solo. Cioè, qui mi pare che ci sia, come dire, la clonazione del capo. Il capo Berlusconi va sul luogo del disastro e dice nessuno sarà lasciato solo. Uno arriva qui in aula e dice nessuno sarà lasciato. Ma venite, ve ne porto io di gente che è sola? Volete venire a vedere gente sola? Organizziamo un pullman, andiamo a trovare un sacco di gente sola. Ma è una tale clonazione questa, che poi tra l'altro coincide con le sofferenze della democrazia, perché poi Galan fa ragionamento e scappa via. Poi sono copiati che manco il DNA, se glielo misurano, è identico. Perché è lo stesso fastidio, è lo stesso atteggiamento, te lo do, ma non mi rompere più, devo uscire. Insomma, non lo so, ma può darsi che sia esagerato io che veda le cose in maniera completamente sbagliata, ma mi sembrano tratti assolutamente comuni, assolutamente caratteristici. Insomma, posso anche chiudere perché sono sereno adesso, insomma, ho l'assicurazione di Galan che ce la faremo. Ho questa esortazione a tutti i cittadini di avere un forte senso di responsabilità e, come dicevo prima, non sono garanzie che arrivano dal grande uomo giusto che è Mosè, né da colui che portava in sé l'imperativo categorico, vale a dire Kant, ma sono del nostro Presidente che di norma non accetta il confronto.